That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Da CrossFit Agrigento, Calamita Manuel. Per il box di CrossFit Agrigentino diretto da Filippo Di Seri, uno dei vincitori dei Bad Games 2018, Mazzara del Vallo, è stato proprio un suo atleta. Un commento a questa gara. È una competizione abbastanza dura dove i nostri atleti si sono sfidati con più di 200 atleti provenienti da tutta Italia. Il CrossFit è uno sport misto che varia dalla pesistica alla ginnastica all'endurance ed è nominato lo sport più completo degli altri. Il nostro atleta Manuel Calamita ha ottenuto un ottimo risultato classificandosi in prima posizione, combattendo contro uno degli atleti Master 40 più forti in Italia di CrossFit LMB. Entrambi due formidabili atleti, ma il nostro atleta è riuscito, grazie alle sue doti fisiche e preparazione atletica, a superare con notevoli risultati queste durissime prove. Sono 8 prove divise 4 nel primo giorno e 4 nel secondo giorno. Abbiamo gareggiato sotto il sole cocente in una struttura esterna a Mazzara del Vallo, ovvero in un campo sportivo, quindi immaginate un po' la fatica fisica con dei grossi carichi sotto il sole cocente per parecchio tempo. È stata una gara abbastanza impegnativa. Il CrossFit è molto conosciuto fra i giovani, sta diventando di moda, ma per chi non lo conoscesse, cosa significa WOD, come funzionano gli allenamenti e chi può fare questo sport? Il CrossFit è uno sport praticato ormai da tutti. WOD significa Work of Day, il lavoro del giorno. Il coach prepara la programmazione settimanale per tutti i nostri atleti, quindi che va dal lunedì al sabato. Ogni giorno d'allenamento è concatenato con un altro in maniera progressiva. È uno sport, come diciamo, adatto a tutti, lo possono fare gente giovane e un po' meno giovane, scaliamo i carichi di lavoro o la modalità di esecuzione dell'esercizio. Per quanto riguarda il box di Agrigento, quanti partecipanti ha, quanti atleti siete e di questi chi fa agonismo e come è andata la gara per loro? Il box ha più di 150 atleti, gli atleti classificati in questa gara sono stati 7, un atleta purtroppo per motivi personali non ha potuto partecipare alla gara. Abbiamo avuto 2 ottimi risultati, quindi come diciamo prima Manuel Calamita classificandosi al primo posto e Salvatore Zambito ha sfiorato il 4° posto in categoria team, una delle categorie più difficili e affollate, diciamo, di queste gare. Abbiamo avuto ottimi risultati anche con l'atleta Alessia Lantieri, anche lei in categoria donna elite, sfiorando il podio al 4° posto. Mentre anche i ragazzi hanno avuto ottimi piazzamenti, ma sai, sono le prime esperienze, fanno CrossFit da veramente poco tempo, forse 4-5 mesi, quindi soddisfatto delle loro performance da coach. Ecco. Per quanto riguarda i progetti futuri? Beh, il più importante è fare crescere questo sport nell'Agrigentino. Posso dire di essere l'ambasciatore di questo sport, siamo il primo box ufficiale di CrossFit in tutta la provincia di Agrigento. Abbiamo un ottimo riscontro, la gente inizia a capire che cos'è realmente il CrossFit e non ne fa più a meno. Progetti futuri? Beh, organizzeremo delle bellissime lezioni estive in spiaggia, quindi appunto per questo vi dicevo lo sport è molto completo, perché spazieremo da sessioni di nuoto in acqua ad elementi di pesistica sulla spiaggia o addirittura di ginnastica.